La notizia è clamorosa di per sé e sicuramente se ne parlerà già da stasera e anche nei prossimi giorni. Ad oscurare la nazionale è il clamoroso esonero di Walter Mazzarri dalla panchina nerazzurra. Il presidente Toir dunque ha spiazzato tutti e tutti erano convinti che Mazzarri potesse resistere almeno fino al derby milanese, ma così non è stato. Il patron dell'Inter ha optato per un esonero immediato e ha avuto subito una disponibilità a sorpresa ed un ritorno clamoroso, quello di Roberto Mancini, che dopo l'esperienza deludente al Galatasaray dunque torna sulla panchina nerazzurra e sta per firmare un contratto di 2 anni e mezzo. La decisione è già stata comunicata dell'esonero a Mazzarri già in queste ore. Una svolta improvvisa dopo le anticipazioni che sono state fornite in queste ore. Adesso si aspetta soltanto l'arrivo di Mancini e poi una probabile conferenza stampa ufficiale per chiarire i motivi dell'esonero.